Amici di Calcio Napoli 24 TV, buonasera, benvenuti alla nostra consueta edizione pomeridiana del filo diretto, un filo diretto di oggi, venerdì 4 novembre, che anticipa Atalanta-Napoli, 13ª giornata del campionato di Serie A. Dopo andremo a sentire anche tanti spezzoni della conferenza di Luciano Spalletti. Un ringraziamento innanzitutto a Emanuele Bernardo e cabina di regia, un saluto a Claudio Russo. Il numero di telefono lo vedete in sovraimpressione, 0811 849 4575, caro Emanuele, ma aumentano sempre questi numeri. La domanda di oggi: qual è il vostro 11 titolare? Potete scriverci su YouTube, potete chiamarci a numero in sovraimpressione. Dovremmo avere già una telefonata, caro Emanuele? Sì, e allora andiamo subito al telefono e dopo andiamo a sentire un primo stralcio di Spalletti. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? E allora andiamo a leggere subito il report della SSC Napoli, perché qui c'è Kvaratskhelia, non sarà della partita. È un'ultima ora che vediamo in diretta. Il Napoli adesso ha ufficializzato il proprio report sul suo sito. La seduta pomeridiana per il Napoli all'SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma a Bergamo. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partita da campo ridotto. Qui c'è Kvaratskhelia, non parteciperà non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rachmani ha fatto terapie e palestra. Quindi ultima ora, andiamo subito chiaramente a immaginare quelle che potranno essere le possibili scelte di formazione per Luciano Spalletti. Abbiamo una telefonata, caro Manno? Sì, allora andiamo subito al telefono. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buonasera. Ciao, come ti chiami? Allora, sono Raffaele Pio Balzano. Ciao Raffa, dimmi tutto. Allora, per quanto riguarda la sfida di Bergamo, io voglio dire una cosa ai tifosi del Napoli: non bisogna aver paura. Questo no. Perché? Perché forse ci sono quei tifosi, giustamente, che temono insomma questa trasferta di Bergamo, che sarà difficile, però io dico che non bisogna aver paura e bisogna giocarsi la partita. Mm-hmm. E qua al posto di Kvaratskhelia chi gioca? Beh, al posto di Kvaratskhelia, ma non lo so, perché ho la sensazione che giochi Raspadori. A sinistra, invece non Elmas. No, sinceramente non mi convince tanto Elmas, sono sincero. Va bene Raffaele, va benissimo. Grazie per averci chiamato. Grazie a voi e un abbraccio a tutti. Come sempre anche a te, grazie per averci sempre seguito. Facciamo così, andiamo subito a sentire un piccolo stralcio di Spalletti in conferenza stampa e poi torniamo in diretta. Ricordiamolo, qui c'è Kvaratskhelia, salta Atalanta-Napoli. Spalletti. Allora, i rischi in una partita come quella di domani sono tanti, perché poi il nostro avversario si chiama Atalanta, che significa buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Per cui ci vorrà la consapevolezza di essere una squadra forte, anche se da Anfield noi ne usciamo con la certezza di essere qualcosa. Per cui stessa cosa che diciamo sempre, ci vorranno qualità e forza fisica, perché loro sono creati in maniera corretta. E poi c'è Gasp, che è un allenatore, un veterano di quelli anche lui terribili. Torniamo subito in studio, ricordiamo, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, qui c'è Kvaratskhelia, salterà Atalanta-Napoli. L'ho ufficializzato pochi minuti fa il club azzurro con una nota sul proprio sito internet. Andiamola a vedere, caro Emanuele Bernardo e cabina di regia.
perché la nota del Napoli, qui c'ha Kvaratskhelia, la possiamo far vedere, non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. A questo punto vi chiediamo quale sarà il suo sostituto in formazione, se Elmas oppure Raspadori. Andiamo subito al telefono. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Claudio, Pronto? sono Mimmo. Ciao Mimmo. Buona serata. Ma il problema è molto semplice, cioè che la scheda che avete letto, ma non è che il problema non è mai stata una partita di calcio Atalanta-Napoli, lì a Bergamo. Non ha avuto mai niente a che fare. Intanto si parla dell'Atalanta e non si dice chi è l'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che ha un prestanome come presidente e proprietario della Confindustria Lombarda. Vabbè, io mi dissocio da quello che dici perché chiaramente è un'opinione tua, ma io mi dissocio. No, se vuoi che io parli, se vuoi che io attacchi. Io mi dissocio da quello che io dici. sto dicendo il mio parere. Tu puoi dire quello che vuoi, l'importante è che io mi dissocio. Non sto facendo nessuna accusa, nessuna cosa. Tu hai dato del prestanome ai proprietari Sì, è un prestanome della Confindustria Lombarda. Va bene, e io ti dico che mi dissocio, io sto chiamando da un numero fisso a un numero fisso, a disposizione vostra. No, Detto questo, io entro oltre. L'Atalanta gioca praticamente a farmacia aperta come la Juve, nel senso che voi sapete che c'è un condannato lì in quella società che ha avuto problemi, e lo sapete benissimo. L'Atalanta, tutti i giocatori che ha comprato, quando sono andati via, vedi Conte, vedi Caldara, non hanno fatto più, sono proprio un fallimento totale. Prende un sacco di soldi dal giocatore che vende e nelle squadre dove vanno, vedi Conte andando all'Inter, vedi Caldara, è un terremoto. In più Zapata a Napoli camminava, non correva. Zapata a Napoli era un giocatore all'inizio della sua carriera e non era il giocatore che era adesso. Non si muoveva da terra. È andato a Bergamo, pace all'anima sua, mi sembra Mennea da 3 anni, da quando ci sta. Mimmo, però, perdonami. Adesso c'ha Ciacchi. Tu però non mi puoi dire una cosa del genere. Mi vuoi dire che devo dire? Mimmo, tu puoi dire quello che vuoi. Io posso essere libero di essere in disaccordo e di dissociarmi da quello che dici tu, prendi oppure le no. distanze, ma io sono libero come tutti quanti voi. Alzo le mani. Alzo le mani. Io sono libero come voi e ci però voglio capire perché non mi parli di Napoli, Mimmo, perché tu mi parli della Juve, ogni volta mi parli della Juventus e dell'Atalanta, di Bankspor e dei giocatori e mi spieghi perché non parli mai del Napoli? Ma il Napoli deve giocare con l'Atalanta, non è che non è che deve giocare con. Io parlo del Napoli con l'Atalanta perché sto presentando l'altra squadra con la quale giocherà. Okay. Se non vuoi che io ne parli non ho problema, Claudio. Tu puoi dire quello che vuoi, Mimmo, ti ripeto. Ma per l'amor del cielo, allora continui a dire studia, ma certamente. No, non ho mai detto studia, io sto dicendo le cose che esistono, che sono vere, che si tocca con mano. Ok, quindi non è, puoi ridere quando vuoi, si può divertire quando vuoi. No. Io non è che sono uscito dal manicomio, per cui adesso io faccio una telefonata dal manicomio. No, non ho mai pensato, Io ti sto dicendo, fin dalla monetina di Alemà, fin da quei famosi del 90, di quella benedetta giornata, con l'Atalanta c'è un rapporto, tra l'altro ai ragazzi gli dico che quell'episodio della monetina, Alemao fu comprato l'anno successivo dall'Atalanta, cioè andò a giocare proprio a Bergamo, e se era un delinquente e loro l'avevano comprato, ma quella roba lì, e Berlusconi gli mise gli avvocati all'Atalanta per la responsabilità oggettiva che l'anno dopo fece sparire dalla circolazione, pur avendo il Milan vinto delle partite, questo è un fatto storico, avendo vinto a Napoli 2 volte con la responsabilità oggettiva con la partita a tavolino 2-0. Ma questa è un'altra storia, anche senza quella partita il Napoli lo stesso vinceva con il punteggio. Ma l'Atalanta, tornando al discorso dell'Atalanta, l'Atalanta si presenta in maniera, praticamente, c'è una forma non solo di odio ma di razzismo sfrenato, e a quel punto lì bisogna stare molto ma molto attenti per quegli amici, quegli napoletani, quelli che amano il calcio, che vanno lì e devono stare molto attenti.
Aprite gli occhi ragazzi, perché è una brutta piazza, forse la più razzista d'Europa. E nel momento in cui il calcio non ci azzecca niente, superiamo questo ostacolo e poi dopo parleremo di Kvaratskhelia, tutto qua, perché quella partita con l'Atalanta del calcio italiano è una partita anomala e quello dovrebbe essere un campo squalificato a vita per razzismo. Ti ringrazio dell'ospitalità, ti saluto Claudio. Va bene Mimmo, alla prossima, grazie sempre per averci chiamato. Facciamo così, cari amici di Calcio 24, Emanuele, mandiamo un altro spezzone di Spalletti. Andiamo col mister. È un altro test, quello di Bergamo, che assomiglia molto poi a questo qui, sarebbe la conferma di aver fatto dei passi in avanti importanti, perché anche lì c'è stadio, squadra, struttura, gioco, ci sono tutte le componenti da affrontare nella prossima partita. Però io sono abbastanza tranquillo perché poi ho visto la mia squadra anche allenarsi anche ieri molto bene e non abbiamo nessun calciatore travestito dal nostro calciatore. Noi li abbiamo tutti corretti per vestire questa maglia qui e corretti per giocare nel Napoli, per cui sto tranquillo. E allora torniamo in studio, cari amici di Calcio 24, così Luciano Spalletti in conferenza stampa, poi durante il nostro proseguo fino alle ore 17 avremo modo di farvene sentire altri spezzoni. Andiamo al telefono, pronto, chi c'è in linea? Buonasera caro, sono Piero da Reggio Calabria. Ciao Piero, buonasera. No, buonasera, ho fatto già i complimenti in regia Emanuele e li estendo naturalmente a te, se mi posso permettere di darti del tutto. Assolutamente sì. Vai. Nulla, volevo dire innanzitutto che mi permetto di essere in disaccordo con chi ha telefonato poc'anzi in riferimento al giocatore Zapata, che secondo me era un bravo ragazzo, che non è stato utilizzato nel periodo in cui ha giocato a Napoli. Beh, davanti a sé aveva Higuain. Esatto, è stato pochissimo utilizzato, ma si vedevano già le grandi potenzialità ogni volta veniva chiamato, era anche lui un giocatore molto importante per il Napoli. Poi la seconda che volevo dire è che in effetti a mio avviso invece questa partita a Bergamo, così come lo è stato e l'avevo anche detto in trasmissione, la partita a Roma è di fondamentale importanza in quanto può dare davvero una grossa spallata a tutti gli altri contendenti allo scudetto finale, in quanto difficile, ostica, ma che sono convinto che possa essere alla nostra portata se siamo in grado di fare esclusivamente il nostro gioco. Io in questo momento sono d'accordo con Spalletti, il quale dice che noi dobbiamo preoccuparci del nostro gioco, quindi senza snaturarci andare a fare la nostra partita, e credo proprio che ne usciremo vincitori se ci comporteremo come esattamente abbiamo fatto a Liverpool, eccezione fatta per i minuti finali, ma che per me non hanno nessun significato, insomma. Senti Piero, è il tuo 11 titolare di domani a questo punto, dato che Kvaratskhelia, ricordiamolo, non giocherà per via di una lombalgia acuta? Ecco, a questo punto io sarei dell'opinione che siccome come hai ben detto anche tu oggi nella trasmissione, non ha mai segnato contro l'Atalanta, io investirei anch'io in questa partita su Raspadori dal suo lato, su Raspadori, e in verità confermerei sia il terzino, senza nulla togliere a Mario Rio che è un grande, confermerei Olivera sulla sinistra e anche Ostigard, che ha fatto una straordinaria partita secondo me in Inghilterra. Dici tu, quindi andresti sì, con Di Lorenzo, Ostigard, sì, Kim Olivera e poi con Raspadori e con Raspadori voglio dire che andrebbe a fare un po' da flangiflutti lì in attacco insieme a Osimhen e a Lozano sulla destra, insomma, ecco. Non so che tu cosa ne pensi. Guarda Piero, io ti dico che forse in difesa io credo che si andrà su Juan Jesus e Mario Rui, detto chiaro e tondo. Per quanto riguarda l'attacco, guarda, ti faccio vedere una grafica
perché Sì. nell'ultima partita in cui il Napoli ha giocato senza Quisha Kvaratskhelia ed era Napoli Sì. Rangers di Champions Sì. League, a sinistra effettivamente ci ha giocato Giacomo Raspadori, Sì. partendo dal primo minuto, quindi potrebbe essere una ipotesi effettivamente molto molto concreta quella di vedere l'ex Sassuolo dall'inizio proprio al posto del Giorgiano che, ricordiamolo, salterà Atalanta-Napoli. È un plus, secondo me, non indifferente Raspadori, che credo che possa degnamente sostituire Kvara. Vedremo caro Piero, vedremo. Ok, vi Grazie per ringrazio averci nel chiamato. frattempo e vi faccio i complimenti e spero che anche Riccardo Catapano stia meglio, che l'altro giorno aveva un po' di mal di gola alla tosse. Glieli girerò, guarda, non appena. Guarda, adesso mandiamo un'altra volta Spalletti, giro i Sì. complimenti e i saluti a Riccardo. Grazie caro, buon lavoro e siete sempre i migliori. Buona Grazie, giornata. grazie Piero, continua a seguirci. Buona giornata. Grazie a te. E allora, io ho preso un obbligo con Piero, quindi facciamo così. Caro Emanuele Bernardo, manda un altro spezzone di Spalletti, poi torniamo in studio e saremo assieme fino alle 17 per il filo diretto. Mister, siamo stati abituati in questi anni a vedere l'Atalanta come una macchina da gol, invece vai a vedere i numeri quest'anno, sesta attacco ma seconda miglior difesa. Quanto è cambiata questa squadra e come è diverso affrontarla? Il calcio è sempre in evoluzione, per cui la dice lunga su quelle che sono le qualità del suo allenatore e probabilmente aveva bisogno di questo, perché penso i numeri si guardino tutti e poi in fondo si facciano delle analisi in maniera corretta su quelle che sono le capacità, le difficoltà della propria squadra. Serve lavorare in profondità con serietà e quindi poi avrà trovato delle correzioni. Io trovo la stessa Atalanta da un punto di vista di caparbietà, di ricerca, è una squadra pronta a fare all'autoscontro, perché hanno centimetri, hanno corsa, hanno qualità e da un certo punto di vista per noi è anche meglio. Dobbiamo essere di quel livello lì se vogliamo avere ambizioni importanti e quindi anche noi dovremo essere bravi e capaci di andare a migliorare sempre in quelle cose che vanno migliorate, perché tutti hanno delle cose che vanno migliorate. Rientriamo in studio dopo aver sentito Luciano Spalletti, effettivamente. Tra poco andiamo a sentire magari anche Gasperini. E andiamo subito al telefono. Pronto? Chi c'è in linea? Ciao, sono Peppe da Vicenza. Ciao Peppe. Ciao. Come si gioca la scheda? Non gioca, No, non gioca. Salta Atalanta-Napoli per lumbalgia. Mamma mia, ce l'hanno appastate. Vabbè. Lo so, la battuta, no? Hai capito, la battuta. Hanno appassato, no? Dimmi tutto Peppe, vai. Comunque farei giocare pure il Raspadori, lo sai? Tu dici Raspadori esterno Sì. sinistro? Esatto, bravo, e poi può spostare, perché sennò devi mettere a Politano e Lozano, hai capito? Politano o Lozano? Chi? No, Politano e Lozano insieme. Ah, ok. E se invece dovesse giocare Raspadori a sinistra, a destra chi metti? Politano o Lozano? Politano. Politano. E al centro Victor Osimhen, chiaramente. Esatto, bravo. E il resto della formazione? E la formazione è lo stesso, lo sai, ti farei giocare ancora Ostigar, perché mi è piaciuto, lo sai, a Liverpool. Dici tu per andare a battagliare con... Bravo, le carte di testa, cose le prendo tutte lui. Poi ha segnato pure, capito? Perché il palmino che se no segnava pure, capito? A Liverpool. potrebbe essere effettivamente un'idea da questo punto di vista. Poi Mario Rui a sinistra, hai capito? E a destra sempre Di Lorenzo, così è insostituibile. Poi c'è Nocamba Anguissà, Zilieschi e Lobocco è insostituibile, capito? Questi qua.
Sì, poi, ma al posto di Lobotka, dovendogli dare un cambio, poi dopo andiamo a sentire anche Spalletti, ma tu chi faresti giocare? Perché lui ha parlato di Demme, di Ndombele, di Gaetano, tu come la vedi? Ma se ci pare giocare, hai detto bene a Gaetano, lo sai, mi piace un giocatore. Allora, ti dico che più tardi poi facciamo sentire proprio la risposta che ha dato Spalletti proprio su Gianluca Gaetano. È E forte. Peppe, dimmi ancora, che No, abbiamo parlato di è forte, formazione, dico, poi... Gaetano mi piace come calciatore, che era in Serie B, l'anno scorso ha fatto bene con la Cremonese, capito? Effettivamente sì, assolutamente. Lo vuoi provare, capiti? Cioè, però questi qua sono pure quasi insostituibili, però se casomai lo vuol cambiare, farei giocare a Gaetani, capito io? Io la penso così poi, capito? Dici tu, un centrocampo Anghissà, Gaetano e Zielinski, lo vedi bene? Esatto, però sai, se casomai non vuol far giocare allo Boccota, casomai, lo mettere sempre, lo sai, allo Boccota che l'unico sostituito per il Napoli, Capito. secondo me, perché Anguissa, perché pure se Anguissa è forte, però sai, se Dombele sta giocando bene, si sta Sì, riprendendo, capito? decisamente. Esatto, bravi, capito? Allora, quasi l'unico sostituibile allo Boccota, secondo me, però se casomai lo vuole far riposare un po', fare giocare a Gaetano, io così la penso, capito? Poi... Va bene Peppe, va benissimo. Grazie Ciao, per ti averci ringrazio. chiamato. Ciao, grazie a te sempre. Ciao, grazie a ciao, te, ciao, grazie a ciao, ciao. te. Allora, un attimo solo Manu, al telefono ci andiamo tra 5 minuti perché voglio andare a leggere un po' di messaggi sulla nostra chat di YouTube e poi andiamo a sentire un altro spezzone di Spalletti. Quindi salutiamo Raffaele Piobalzano che ci ha chiamato prima, Antonio De Rosa, Marek che scrive: per me il Napoli giocherà con Meretta, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Marelui, Anghisalo, Botka, Zielinski, Lozano, Semena, Raspadori. Potrebbe essere effettivamente questa la formazione. Segniamo Luca Salice che ci scrive. Salutiamo anche Davide, Jenny Lopez che scrive: domani senza cavare la lombalgia acuta, effettivamente non prenderà parte. Possiamo anche ingrandire la formazione, la probabile formazione del Napoli a questo punto senza. Qui c'è Kvaratskhelia. Chi ci sarà in mezzo al campo? Andiamo con Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Anghisalo, Botka, Zielinski, Lozano, Osimhen e Raspadori. Dobbiamo vedere un po', vediamo un po' poi effettivamente quanto sia acuta questa lombalgia comunicata dal Napoli che terrà fermo Khvicha Kvaratskhelia. Andiamo a sentire Spalletti. No, abbiamo una telefonata? Sì, allora andiamo al telefono. Pronto, chi c'è in linea? Buonasera, sono Luca da Napoli. Ciao Luca, dimmi tutto. Allora, io metterei Osticard che è molto forte di testa, anche più fisico rispetto a Juan Jesus, Mario Rui sulla sinistra, poi confermerei il centrocampo di Liverpool perché ho visto Zielinski che quando entra tira un po' il piedino dietro, non so se è per il mondiale. Quindi andreste con Anghisalo, Botka e Ndombele, perché Ok. queste sono partite dure con l'Atalanta, il centrocampo non ci vogliono le persone che tirano il piedino. E poi metterei le due ali, Politano e Lozano, sulle ali, Ok, chi che non ti gioca a metteresti Kvaratskhelia per non snaturare il Napoli. Quindi tipo Lozano a sinistra e Politano a destra. Sì, per non snaturare il Napoli, sempre la persona che salta l'uomo sulla fascia. Ok, Luca, c'è Ma è altro? sicuro Dimmi. che non gioca a Kvaratskhelia? È solo un... No, sicuramente non gioca. Guarda, c'è un comunicato del Napoli che puoi trovare anche sul nostro sito, anzi lo andiamo a inquadrare grazie alla nostra cabina di regia. Kvaratskhelia, afferma il Napoli, non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Non parteciperà nemmeno Rachmani che ha fatto terapie e palestra, quindi sicuramente Vabbè, due Rachmani assenti. penso che sarà l'anno nuovo che rientrerà. Sì, Rachmani è chiaramente il Napoli ha specificato quello che ha fatto, però per Kvaratskhelia chiaramente Con l'assenza l'Empoli forse per sarà, sì. domani è sicura. Da capire a questo punto poi come si evolverà in vista dell'Empoli, si giocherà Sì. già martedì. Va bene. Va bene Luca?
Ok, buona serata. Perfetto, grazie. E allora, prima di andare a sentire Spalletti, possiamo dire che il mister del Napoli è allenatore del mese di ottobre per la Lega Serie A. La consegna avverrà nelle prime partite di Napoli-Empoli, in programma martedì alle 18:30 allo Stadio Maradona. Il premio sarà assegnato a una giuria composta dai direttori di testate giornalistiche e sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall'8ª alla 12ª della Serie A team. Quindi Luciano Spalletti. Dopo Kim, giocatore del mese per i Lasso Calciatori, Luciano Spalletti, allenatore del mese per la Lega Serie A. Andiamo al telefono e poi davvero andiamo a mandare Spalletti. Al telefono, pronto, chi c'è in linea? Sono Salvatore, ciao Claudio, ti ricordi di me? Ciao Salvatore, devo essere sincero, non mi viene in mente. Comunque sono di nuovo io, Salvatore non c'è. Vorrei parlare un attimo di Atalanta-Napoli. Vai. Di come... Allora, io vorrei dire una cosa. Allora, per esempio, allora, ma come ci ha fatto a fare male Kvaratskhelia, la lombalgia? Ma l'infortunio che non mi metti in allenamento non viene quando si allena Kvaratskhelia. Beh, Salvatore, noi ci atteniamo in questo momento a quello che ha comunicato il Napoli. Però comunque, il Napoli ha vinto contro i Regis senza Kvaratskhelia. Sì, quindi, assolutamente. Quindi io sono d'accordo, per esempio, l'attacco lo farei giocare così assolutamente come dice vostre probabili. Sì, guarda, i dati parlano chiaro, cioè quando non ha giocato Kvaratskhelia nell'unica occasione in cui non ha giocato, ovvero contro il Glasgow Rangers il 26 ottobre, il Napoli ha vinto 3-0 giocando con Giacomo Raspadori dal primo minuto in panchina, e ti dico di più, contro il Lecce nell'unica partita in cui non ha giocato Kvaratskhelia dal primo minuto, il Napoli ha giocato 4-2-3-1 e in quel caso giocò Elmas sulla fascia sinistra, però non c'era Stanislav Lobotka dal primo minuto. Però comunque sicuramente deve giocare Lobotka, sicuramente. Sì, quello sicuramente. È fondamentale per il Napoli, è il giocatore proprio più importante del Napoli. Poi è più importante di Kvaratskhelia, anche se Kvaratskhelia è un grande campione, assolutamente. Guarda, sai che sono d'accordo con te, Salvatore. Secondo me, lo dicevo anche oggi in trasmissione con Vincenzo, da un punto di vista di importanza forse Lobotka può essere più importante di Kvaratskhelia, e l'impatto di Kim, considerando il giocatore che andava a sostituire, per me è anche superiore, senza nulla togliere a Kvaratskhelia ovviamente. Però comunque io vedo questo Napoli che secondo me comunque farà una grande reazione a Bergamo contro una squadra che gioca un calcio che gioca un calcio più bergamasco, cioè proprio con la tradizione pragmatica bergamasca. L'Atalanta secondo me proprio questa cosa dell'incarnazione di Bergamo, del pragmatismo di Bergamo. Quindi sai, contro questo tipo di avversari comunque Raspadore si può esaltare tranquillamente. Ma guarda, dobbiamo capire un po'. Guarda, adesso ti faccio sentire uno stralcio della conferenza di Spalletti, poi andremo a sentire anche Gasperini, in modo che ci facciamo anche un'idea su quella che sarà il match, quella che sarà la partita, va bene? Sì, ciao! Ciao Salvatore, continua a seguirci. Allora andiamo a sentire Spalletti, poi torniamo in studio e andiamo a sentire anche Gasperini e le vostre telefonate. Spalletti. Ma la cosa più importante che ho visto dopo la partita è che, nonostante sia stata una sconfitta che valesse il primo posto, valesse il passaggio del turno, la squadra c'era rimasta male, aveva l'amaro in bocca. Cioè, dentro lo spogliatoio, in aereo, dopo nel tragitto per tornare a casa, nessuno aveva voglia di festeggiare per quella che era la bellezza del traguardo
raggiunto, e questo significa che sentono di poter arrivare a valere quanto gli avversari che avevano davanti in quel momento lì. La loro amarezza determina questo, che è una cosa, è un valore importante. Torniamo in studio, cari amici di Calcio Napoli 24, e andiamo subito al telefono. Pronto, chi c'è in linea? Carissimo, ciao Claudio, sono Giuseppe da San Giorgio a Cremano. Ciao Giuseppe. Dimmi. Allora, bene, sapevamo già che succedesse quello che io ieri ho anticipato a Claudio, cioè al tuo Alessandro, Ok. per quanto riguarda la situazione Kvaratskhelia. Allora, io vorrei che voi mi diceste quello che sta succedendo su molti siti di livello internazionale. Si parla finanche che lui voglia lasciare la città, perché questa cosa lo ha turbato in modo gravissimo. Quello che è successo ieri, come io dissi anche al tuo collega, è di una gravità enorme. Perché? Perché fin quando si tratta di rubare la macchina a Spalletti, lui sta in albergo, si ruba una macchina, la Panda, poi lui ci ride pure sopra, dice vabbè restituitela con i CD dentro di Daniele. Ora invece no, la dinamica è molto più complessa. Perché? Questi sono entrati in casa, hanno fatto una violazione di domicilio, lui stava al piano di sopra dormendo. La dinamica di quello che è successo è dopo poco tempo hanno ritrovato la macchina a 30.200, tra l'altro so che è una macchina di poco valore e che tra l'altro era anche in comodato d'uso, quindi voglio dire, uno fa un'irruzione in una casa di un grande calciatore, di romanzo internazionale, per trovare le chiavi, per rubare una macchina che non vale neanche 2-3 mila euro. No, la macchina allora valeva un po' aveva un suo valore, certo non è magari la fuoriserie, però dico, è il gesto che conta, è chiaro. Ma scusa, ma se io ho la macchina nel mio garage qui, dove abito io, che vengono a casa mia per trovare le chiavi per rubare la macchina, no, ma infatti se la prendono, la tendono, mettono i due fili sotto e si pigliano la macchina. L'avvenimento ha una gravità molto molto forte. La questione è no, perché poi scusa, voglio completare. Dopo 24 ieri si era allenato, stava tutto a posto, ma non passa per Bergamo per una semplice lombalgia. Ma voglio dire, ma ci vogliono pigliare proprio i fondelli a noi. Questo ragazzo era talmente turbato, perché dici, io a un certo momento in casa mia sto dormendo, e se questi, cioè voglio dire, no, capisco quello che intendi, Giuseppe, è chiarissimo. Ma infatti è lecito avere queste domande in relazione alla nota del Napoli. Noi ci atteniamo chiaramente la voce ufficiale, cioè il Napoli ha comunicato questo motivo. E poi è chiaro, sulla questione che Kvaratskhelia possa lasciare la città, lui abita fuori Napoli. Abita a Cuma, che io sappia. Sì, lui abita e fuori lo vogliono Napoli. trasferire a Napoli. Però sto ragazzo, parliamoci chiaro, a parte il fatto della maglietta rubata a questi amici loro sangiorgiani, no, di georgiani, sì, che pure diciamo è stata una bella cosa, questo che scippa la maglia, se scappa, ecco. Ma adesso dopo di questo fatto succede pure questo fatto qua. Cioè, ma voglio dire, ma vogliamo mettere ordine un po' in questa città, con questa gentaglia? Mo che il Napoli sta andando bene, ci devono proprio intossicare. No, ma infatti perché proprio alla vigilia di una partita clou importante, il Napoli sta andando alla meraviglia, benissimo, ma perché devono succedere questi fatti che turbano poi l'opinione? Perché poi dopo giustamente si riporta a Kim, che è pure uno straniero, un coreano che viene qua e dice succede pure a me, oppure a un altro a Don Belea, cioè si crea poi un malumore nella squadra, no? Perché io vorrei che voi che siete giornalisti anche di inchiesta, alcuni di voi, che entrassero a sapere effettivamente
come sono andati i fatti, perché non è una semplice furto di una macchina, qua ci sta qualche cosa di molto più. Oggi noi non sappiamo il verbale della denuncia che ha fatto Guaraschelli eccetera, però il fatto che immediatamente, dopo 24 ore, lombalgia, non batte eccetera, eccetera, io non è che voglio fare per l'amore di etrologia, anzi io mi auguro che lui sia tutto a posto, eccetera. Però leggo che mio figlio mi ha telefonato da fuori, guarda papà, questa notizia è rimbalzata sui siti internazionali, certo, che finanche lui voglia lasciare Napoli. Allora volete un po' come chiarire questa cosa pure voi? Guarda, sicuramente nelle prossime ore ci attiveremo, chiaro, e domani sicuramente ci sarà l'opportunità di parlare con lo stesso Spalletti, perché domani post partita chiaramente verrà posta una domanda al mister azzurro proprio su Kvaratskhelia, come anche è giusto che possa capitare. E attivate anche qualcuno della società oppure qualcuno della prefettura, della questura, per vedere effettivamente come sono andati i fatti. Io mi auguro che questo non si sia pigliato una paura grave sto guaglione. Parliamoci chiaro, pure un ragazzo 22 anni no, sta certo, fuori in un'altra città, figurati, se fosse capitato a me, a te, in un'altra nazione, che uno te la senta a casa, ma non sappiamo se erano armati o non armati questi signori, se l'hanno fatta non lo so, io... No, sono d'accordissimo con te, Giuseppe, ci siamo capiti. Ti devo salutare purtroppo. Ma scusa, ma facciamo che noi perdiamo a Bergamo, mo voglio sapere, mo mi incazzo, facciamo che perdiamo a Bergamo, che succede? A Napoli che succede? Giuseppe, io ti dico la verità, per me non dovrebbe succedere niente, perché penso che l'ambiente Napoli sia... no, vabbè, e allora io dico il terzo tempo succederà. Perché qua è una cosa gravissima che è successo, è una cosa gravissima, sicuramente, che secondo me vogliono colpire la società Calcio Napoli, vogliono colpire il presidente. Non ti so dire, Giuseppe. No, e poi vediamo, perché la storia di Napoli la conosco bene, da 50 anni la conosco bene la storia di Napoli, perché vanno pure contro, per colpire una persona vogliono colpire un'altra. Va bene, Giuseppe, Vabbè, spero non ti possa sbagliare. Io ho 73 anni e tu puoi essere un figlio mio e ti dico che dai tempi di Lauro, ai tempi di Fiore, dai tempi di Ferlaino, a Napoli succedono sempre queste cose gravissime. Va bene, Giuseppe, io spero non ci sia una strategia, francamente, sicuramente resta un atto molto grave. Ti devo salutare, abbiamo altre telefonate in coda. Ciao, grazie Giuseppe. Ciao. Allora, andiamo un attimo a sentire Giampiero Gasperini in conferenza stampa. Dammi tu l'ok per andare a mandarlo al touch, caro Manu. Sentiamo una risposta proprio su Luciano Spalletti, perché chiaramente abbiamo sentito tante volte l'allenatore del Napoli, possiamo sentire anche il mister dell'Atalanta. Ce l'abbiamo? Possiamo mandarlo? Allora sentiamo Gasperini e poi torniamo in studio. Dell'Atalanta di 2 o 3 stagioni fa, calcio spettacolo, segna col gol a grappoli. Possiamo dire che oggi è Spalletti il dentista? No, vabbè, direi qualcosa in più anche per quello che hanno fatto vedere, anzi sicuramente di più per quello che hanno fatto vedere in Champions, a parte il campionato ma il valore del loro percorso in Champions è sicuramente ancora più alto di quello che hanno fatto in campionato, perché in un girone comunque difficile come è la Champions, con squadre di assoluto valore, hanno giocato con gli stessi criteri, con la stessa qualità che hanno adottato in campionato, quindi i meriti di questa squadra ormai sono elencati da tutti, quindi noi domani dobbiamo fare qualcosa di veramente molto 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 forte e positivo per poter fare il risultato. E Spalletti un paio d'ore fa, oltre a elogiare il lavoro tuo, insomma, dell'Atalanta, ha detto che è una squadra pronta all'autoscontro perché ha centimetri, corsa e qualità. È un identikit. Speriamo di poter essere
Noi quest'anno siamo un po' più teneri nei contrasti, nel recuperare palla, nell'andare a prendere l'avversario, ma è una questione molto di caratteristiche, però è chiaro che domani molto dipenderà da come riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per poter poi proporre quello che invece insomma ancora è di buona, riusciamo a fare abbastanza bene. E allora abbiamo sentito Giampiero Gasperini in conferenza stampa in vista di Atalanta-Napoli. Ricordiamo qui Kvaratskhelia non ci sarà per lumbalgia acuta. Andiamo al telefono, pronto, chi c'è in linea? Ciao carissimo Claudio, bentornato, complimenti, sono Antonio. Ciao Antonio, buonasera, ben ritrovato. Sì, senti, parliamo un po' di questa cosa qua. Raspadori sicuramente giocherà al posto di Kvaratskhelia. Poi vorrei vedere il centrocampo come a Liverpool. Dembélé che ha giocato discretamente, Bobosca e anche la formazione di partenza. Ridimmela tutta, caro Antonio, la stiamo anche facendo vedere in grafica, ridiccela tutta dal portiere fino agli attaccanti, vai, in porta. Allora, in porta, Beretto, vabbè, questo non si discute. Di Lorenzo, Kim, Jesus e Mario Rui stanno bene. Io metterei di nuovo Dembélé il primo tempo al posto di Zelinski e poi Lozano, Osimhen e Raspadori in partenza. Questa è la formazione esatta. Poi? Ricevuto? Sì, assolutamente. A Zelinski lo farei giocare il secondo tempo. Speriamo che a Spalletti non gli venga l'idea di mettere Mazza dal primo minuto al posto di Raspadori, no? E poi dopo giocherà sicuramente pure Simeone e Politano. Quelli che hanno giocato prima là giocheranno dopo. Questo è, oramai Spalletti ci sta portando su questa strada. Senti, poi vorrei dire una cosa, se mi consenti. Vorrei assicurare a Edoardo, un carissimo amico che ci seguiamo sempre, non facciamo processo alla intenzione. Questa è stata una cosa di qualcuno, cioè sono dilettantissimi a voce barata, perché per rubare la macchina non ci vogliono le chiavi e quindi praticamente non si fa questo contro la squadra e compagnia per intimidire qualcuno e può stare tranquillo. Poi un'altra cosa, sei contento dell'arbitro che ha arbitrato Napoli-Liverpool? Ma guarda, forse qualche cartellino l'avrei fatto uscire prima. Ti dico questa domanda, sai perché? Vai. Perché l'amico della prima telefonata fa anche lui processo agli intenzioni, che in Europa siamo stati protetti dagli arbitri e compagnia va. Abbiamo fatto le 2 partite con l'Ajax e queste con Liverpool, veramente abbiamo giocato con l'arbitro contro e praticamente poi ci appelliamo su certe cose che succedono in Italia. Questo io guarderei sempre nel mio orticello, Antonio, francamente. No, ma io sto rispondendo a questo. No, dico ci troviamo. Lo so, ma quello dice sempre le solite cose. Va bene che c'è libertà di pensiero, però sentite sempre le stesse cose, anziché parlare di tattica di gioco e quant'altro. Continuiamo così, Spalletti ci sta dando soddisfazione. No? Va bene, Antonio. Buona settimana e ci risentiamo, comunque il Napoli vince pure questa partita. Va bene, allora ci risentiamo lunedì. Ciao. Grazie Antonio, grazie, continua a seguirci. 16:51, facciamo così, caro Manu, andiamo a sentire, prima parlavano tanti nostri interlocutori di Ndombele, di Gaetano, e ne ha parlato Luciano Spalletti oggi in conferenza stampa. Andiamole a sentire uno dopo l'altro le 2 risposte
del mister azzurro, e poi ci abbiamo verso la conclusione le ultime telefonate del nostro filo diretto. Sentiamo Spalletti. No, ce ne abbiamo diversi. Demme probabilmente è quello più adatto, anche se poi l'ho usato poco, un po' è stato questo infortunio che ha subito e probabilmente un pochettino lo penalizza la forza fisica, perché poi si dice che ci vuole anche quello lì, però per capacità di far girare palla, per qualità nello stretto, con queste continue serpentine, continuo svincolarsi dagli avversari e dal morso degli avversari, è quello più adatto per frequenza di palleggio, velocità nello stretto, di trovare soluzioni per uscire dall'angusto, da quella zona affollata o da quella zona pressata dove tutti gli avversari vogliono andare a riconquistare palla per essere più vicini a far gol. Però poi, ad esempio, un Dombele è un calciatore che gli mancava il fatto del ritmo della partita, ma già nell'ultima ha fatto vedere, insomma, altre cose nuove e cose importanti. E in questa direzione delle cose nuove che ha fatto vedere ci vedo anche la possibilità di giocare come play davanti alla difesa, insomma, ecco. Salve Spalletti, io volevo invece invitarla a fare un commento sul centrocampo, i ragazzi del centrocampo. Chi tra tutti quelli in rosa può essere più simile, perché di uguali non ce ne sono, ad uno come Lobotka, per caratteristiche? Tutti lo hanno fatto giocare sempre probabilmente un po' più avanti, però secondo me Gaetano, se avesse la possibilità di fare un po' un'esperienza del ruolo, può diventare un grandissimo calciatore in quella. Tutti mi dicono che deve stare più avanti, deve andare più avanti perché ha confidenza con il gol, ha confidenza con il... e quello è chiaro perché è evidente quella qualità lì. Però a me garberebbe vederlo un po' più basso a far girare palla, perché lui ha questa frequenza di palleggio, questa qualità di palleggio che secondo me lo potrebbe fare, avendo anche un po' di struttura e tratto di corsa, perché lui i 30 o 40 metri li copre facile con la corsa che ha. E allora questo era Luciano Spalletti sull'ipotesi di vedere al posto di Stanislav Lobotka Tanguy Ndombele oppure Gianluca Gaetano, oltre chiaramente a Diego Demme che comunque nel gioco delle coppie è il cambio di Lobotka, che in questo momento ovviamente è come dire, inamovibile al centro del centrocampo. Andiamo al telefono, l'ultima telefonata di oggi. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao Marco. Ciao Marco, da dove chiami? Allora, chiamo da Roma. Vai. Allora, no, intanto da un po' che volevo chiamare. Per quanto riguarda, volevo dire che secondo me il motivo per cui il Napoli sta andando così bene, secondo me è dovuto pure al fatto del capitano. Io vedo in Di Lorenzo un capitano forte che guida la squadra, mentre Insigne quando si perdeva, quando c'erano momenti di difficoltà si metteva a piangere, comunque non lo vedevo un capitano che incoraggiava, e secondo me Di Lorenzo sta facendo veramente la svolta per questo Napoli, è il mio parere ovviamente personale. E per quanto riguarda poi la formazione, la lascerei quella là che c'è in visione, c'è Mario Rui, però metterei Ostigardo in difesa con Kim. E poi lascerei tutto uguale. Quindi con confermi Zielinski al centro-sinistra, al centrocampo, sì, Raspadori a sinistra e Mario Rui in difesa. Sì. Va bene, grazie. Va bene Marco, grazie per averci chiamato. E allora, sono le 16:56, cari amici di Calciopoli 24, vi ricordiamo un attimo il programma della giornata di campionato con Atalanta-Napoli domani alle ore
18, live reaction ovviamente su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, collegamenti già da un ampio prepartita dall'esterno del Gavi Stadium di Bergamo, chiaramente con il nostro inviato Marco Lombardi e Ciro Novellino in studio con tutti i suoi club Napoli sparsi in giro per il mondo. La guarderà anche Aurelio De Laurentiis da un ristorante di Los Angeles, come ci ha tenuto a specificare in un tweet ieri sera. Prima di chiudere, il Napoli a Liverpool è stato raggiunto da un ex come Rafa Benitez, che ha incontrato la squadra, e Spalletti. Caro Emanuele, facciamo sentire come ha parlato Spalletti in conferenza di questo incontro con Benitez. Prego. Benitez è un grandissimo, perché prima di tutto è una bella persona, bella solare, bella schietta, ha conoscenze da vendere, per cui è sempre un piacere parlare con uno come lui. Qui dentro Castelvolturno, quando si parla di lui tutti hanno un ricordo splendido, tutti quelli che lavorano qui dentro, e questo è significato che lui sa comportarsi anche con le persone che lo circondano, che fanno un lavoro più comune a quello tanto pubblicizzato e tanto poi visto in televisione. È sintomo di persona seria, di persona per bene, di una persona che ha grandi valori. E allora chiudiamo con i grandi valori di Rafa Benitez raccontati da Luciano Spalletti in conferenza stampa. Non mi resta che ringraziare Emanuele Bernardo in cabina di regia e tutti quanti voi che ci avete seguito sul canale 79 del digitale terrestre in Campania, Napoli e Caserta, nonché sul nostro canale ufficiale di YouTube, al quale vi invitiamo come sempre ad iscrivervi e ad azionare le notifiche per non perdervi mai un aggiornamento che andremo a pubblicare anche sui nostri canali social. Per quanto riguarda il digitale terrestre, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, dopo la pubblicità vi manderemo la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che integrale, tutta la conferenza stampa in vista di Atalanta-Napoli. Da Claudio Russo un ringraziamento a Emanuele Bernardo in cabina di regia e a tutti quanti voi che ci avete seguito. Restate sempre su Calcio Napoli 24 TV, domani ore 18, Atalanta-Napoli.